Il ritratto di Grazia Deledda, proiettato sulla parete della sua casa natale nel rione di Sant'Upredo a Nuoro, è visibile da grande distanza. Un gioco di luci che mette in risalto nella notte nuorese la figura della scrittrice, premio Nobel per la letteratura nel 1926. Il nuovo progetto di illuminazione, curato dall'architetto Michele Schintu, che interessa alcuni ambienti all'esterno del Museo Deleddiano, è stato inaugurato ieri sera nel corso di un evento promosso dall'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, che gestisce il compendio museale alla casa natale di Grazia Deledda. Un'iniziativa che rientra nel programma di eventi per ricordare Grazia Deledda nel 150° anniversario della nascita, un progetto che intende mettere in risalto non solo la casa natale della scrittrice, ma illuminare in modo nuovo le stanze in cui ha vissuto e tratto di ispirazione per i suoi celebri romanzi. Una serata all'insegna del premio Nobel per la letteratura, cui hanno preso parte i dirigenti dell'ISRE, i rappresentanti delle istituzioni, semplici cittadini. Un evento che è stato impreziosito dall'esibizione del tenore populusardo de Uliana.